Si valutano le possibilità di una sorta di election day, non quest'anno ma la prossima primavera, per riallineare le scadenze dopo la pandemia, sia soprattutto sul Veneto, dove Matteo Salvini ha già detto che chiederà per la Lega la candidatura. Lei pensa che sia Fratelli d'Italia a dover esprimere la candidatura in Veneto? Grazie. Io penso che quella di Fratelli d'Italia sia un'opzione che deve essere tenuta in considerazione, ovviamente. Penso che su queste vicende però si debba discutere con grande serenità con gli alleati, ed è quello che faremo. Ci saranno diverse elezioni regionali ampie quest'anno, importanti, delicate, e quindi noi abbiamo già cominciato a parlarne con Matteo Salvini, con Antonio Tajani, con gli altri, e continueremo a farlo. Non penso che su questo, non me ne vorrete, diciamo, il dibattito per il tramite della stampa aiuti, perché alla fine, come abbiamo sempre fatto, valutiamo su ogni regione, insomma, quelle che sono le condizioni migliori e su quelle operiamo. Chiaramente l'obiettivo per noi è soprattutto vincere le elezioni, cercare di diciamo, dare ai cittadini di queste regioni quella che crediamo sia la proposta migliore. Però io ragiono così, ecco, non ho mai amato, e non lo faccio adesso, neanche adesso, il fatto che ci si dica per il tramite della stampa io. Non è il modo giusto di procedere, secondo me, quindi penso che ne parleremo prima noi e poi, se riusciremo, lo comunicheremo alla stampa una volta che lo abbiamo deciso.